Ma mi aspetto una partita molto tosta perché Valdarno è abbastanza in salute, ha vinto contro Brixia lo spareggio per cercare di stare in A1 e durante l'anno ha giocato anche una buona partita con Luca l'ultima e durante l'anno ha fatto tanti innesti, per cui una squadra nuova, ha un playmaker nuovo, ha una lunga come Krivacevic che viaggia già a 13 punti di media ed è da noi conosciuta, che giocava l'anno scorso a Broni, una lunga importante e ha un'altra lunga che si chiama Paulson, che è un'altra giocatrice con un buon tiro, a Garrick che è una delle migliori marcatrici con 18 punti e mezzo di media, quindi sicuramente poi ha Elisabetta Tassinari che è un'ottima giocatrice italiana, insomma diciamo che è una squadra che si è rinforzata con 3 straniere nuove e sicuramente è una squadra che è in salute, quindi sarà una partita molto dura dove noi cercheremo di cercare di levarci addosso il trend negativo, di cercare di riuscire a fare la miglior partita possibile sapendo che è una partita piena di insidie. Ti chiedo anche un pensiero su Marta Verona che ha voluto tornare vicino a casa, ha lasciato un buon ricordo, comunque un prezioso contributo per lei quest'anno a San Martino. Sì, io di Marta ero molto contento, era un piacere allenarla, una persona estremamente intelligente, era un piacere allenarla, dispiace che a 2 mesi dalla fine sia andata via, però era una scelta di vita e mi dispiace molto, le auguro il meglio perché è una persona che merita. Adesso noi dobbiamo compattarci, io e la squadra gli auguriamo il meglio, insomma noi dobbiamo compattarci di più perché ovviamente dovremmo cercare un'alternativa. Non è semplice, però ci stiamo provando perché chiaramente il roster è un po' corto in questo momento qua, tenendo conto anche che non abbiamo mai utilizzato la quarta straniera noi, quindi è un roster un po' corto, e Marta giocava minuti preziosi e dava il suo buon contributo alla squadra, quindi dobbiamo accorparci ancora di più, essere ancora più gruppo, cercare di essere il miglior gruppo possibile, cercare di stare lì e cercare, chiaramente stiamo provando a cercare un'alternativa, chiaramente delle top player non ci sono in giro, perché negli ultimi 2 mesi è difficile trovare giocatrici blasonate che vengono per 2 mesi, quindi cerchiamo comunque una giocatrice che dia la mano a questo gruppo, perché noi puntiamo sempre sul gruppo e dobbiamo cercare di essere ancora più unite per fare il meglio possibile.